Quando in pizzi mia sa chitarra de capizza e so scanto rezzi e pazzola, ascolta ia, canto da pintesu mia, canto il locutoro di lo stesso coro e ballos, da essa oche de Maria, canto da pintesu mia, canto i dienza cavalcata in processione sos costumer de sos sardos, con tiu valore. Sos catittor de Sayara, su durrone de Donara, baronessa tirannia, libera sa gente tua, e spiegata messa tutta, canto Piero da Giamata, mere manna, mere mea. Seculor del mammutone sei, soccatore sei, ammogliata de obbivia. Canto da quinteso mia, su tesor murale, scanto sa tenore, in sa barbagia murra bella yoga, se luna con su sole, canto pane carasau, e fatto canonau, dai su casa su pastore, sarseato il rancorore, in su mare mura vera, serra medda sono in tutto un paratrullalea. Terra mia, tu sei mia, festa del gallura campi da baronia, domo mia, tu sei mia, stelle gusto che meravigliosa. Tu sei sabile, Sayara, su turrone de Donara, baronessa tirannia, libera se gente tua, in su mare mura vera, serra medda sono tutto un paratrullalera. Terra mia, tu sei mia, festa de gallura capitale. Servia e mi stella acustica meravigliosa, non mai si sposa, miracolosa, meravigliosa. Grazie a tutti, grazie di cuore, felici di trovarvi qui e di essere in vostra compagnia. Non sono solo, ma con un amico che ovviamente ci accompagnerà dentro questo viaggio da Paulilatino in diretta, Roberto Tangiano. Buonasera a tutti, ben trovati. Il primo applauso comunque lo dedicherei a chi con queste note, con questa canzone ci ha dato la possibilità di entrare nel cuore di un progetto fortemente identitario. Terra mia, Giuliano Marongio. Grazie davvero. Un'isola oltre il mare è il nome del progetto fortemente voluto dall'Associazione Culturale Luna Lugente, sostenuto e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'assessorato del turismo, e qua il primo grazie lo dobbiamo a chi ci ospita, perché c'è l'Archiotour di Paulilatino, il Pozzo di Santa Cristina, che ci ha dato davvero la possibilità di sostenere questa nostra iniziativa che viaggia oltre il mare, perché la Sardegna si racconta attraverso le sue tradizioni, attraverso la sua cultura, attraverso
la sua storia e appare quasi una Sardegna come un continente, quasi un continente, così come amava definirla Marcello Serra, e noi in uno spaccato di questa giornata proprio questo sentimento vogliamo raccontare e soprattutto far recepire alle persone che ci guardano anche a casa. Anche perché ci hanno raggiunto tanti amici da ogni dove dell'isola per fare festa con noi, per produrre cultura. Durante la mattina ci sono state delle iniziative legate alla valorizzazione delle launedas, abbiamo approfondito il discorso intorno a questo parco archeologico naturalistico di Santa Cristina, che è davvero un gioiello che brilla nel cuore dell'isola. Vi invitiamo tutti a tornare per chi c'è già stato e a rimanere stupito per chi magari lo scoprirà per la prima volta. E Paoli Latino stasera brillerà anche con le sue gemme artistiche, gemme che portano bellezza alla tradizione, tra poco con le voci del coro, ma subito con il colore delle danze. Anche perché sono qua e il secondo applauso più bello lo farei a chi continua a tenere vivo quel filo della memoria, quindi l'applauso per il gruppo folk Pro Loco di Paoli Latino. Li lasciamo subito ballare perché hanno voglia di sprigionare energia, accompagnati dall'amico Alessandro Oppo. Paoli Latino.
bellissimo inizio dal 1969 insieme, gli amici di Paoli Lattino che fanno capo alla Pro Loco davvero da allora, viaggiano tra i sentieri di un'isola e oltre l'isola, come recita un po' il sottotitolo di questa iniziativa, non solo tra le note di Sardegna ma anche tra le danze che ovviamente vanno a rappresentare in ogni dove. Hanno prodotto ricerca, organizzato eventi e più tardi torneranno a farci compagnia, anche perché sapete che stasera ci sono i Biliriana qua e dove ci sono loro ci sono i balli e quindi con voi inizieremo anche quelli aperti a tutte le persone che ci sono già e che verranno nel frattempo. Intanto vi congediamo, gli amici di Paoli Lattino, gruppo Forte Pro Loco. Grazie davvero, grazie ad Alessandro Oppo che li ha accompagnati come solitamente accade in tante serate di festa. E noi adesso posizioniamo al centro del nostro spazio i microfoni per amplificare voci che dal 1981 hanno deciso di cantare insieme, perché la passione li ha uniti, ma non è bastato cantare e godere del piacere del canto. Hanno voluto poi nel tempo approfondire i temi della ricerca, andare ad indagare quel repertorio di canti sacri e profani che facevano parte del tessuto poetico di Paoli Lattino, del territorio, dell'intera isola. E da allora hanno prodotto tanto anche in termini discografici, pubblicazioni, e stasera sono qua. Io prima mentre provavo sono rimasto incantato dalla bellezza delle loro voci. Vorrei presentarveli, sono gli amici del coro polifonico San Teodoro di Paoli Lattino. Un applauso forte per i nostri amici. Appena arrivano ovviamente presenterò anche chi ha il piacere da qualche tempo a questa parte di coordinare le loro voci, di dirigere i passaggi dei canti che intensificano il loro repertorio. È una bellissima donna, oltre che una bravissima direttrice, quindi un applauso per Maria Terapia. Tra l'altro in tempi recenti abbiamo condiviso un palcoscenico meraviglioso come quello del Teatro Garau di Oristano, con tanti amici che hanno cantato insieme a noi e voi facevate parte di questo nutritissimo gruppo di cantori che ha attraversato tutta la Sardegna e che si è dato appuntamento in quell'occasione. Stavo guardando anche i brani che avete scelto stasera, uno di questi ci proietta già dentro il Natale che verrà e che è alle porte, e lo presento io e poi il prossimo vorrei che lo presentassi tu, anche perché in questo caso l'armonizzazione di Giovanni Mellai poggia sul testo di Pietro Caso e Sanna che hanno composto Sos Pastores. E poi avete scelto un altro brano, lì ti vede complice anche la stesura di quello che andrete a cantare. Sì, infatti il secondo brano è un brano tutto nostro, perché fa parte della nostra personale tradizione, un brano che si intitola Ventulas, sul testo poetico di Michele Turnu e a mia musica. Allora vi ascoltiamo il coro San Teodoro di Paoli Lattino. Sos pastores
Tango cantare, gente dottum pare, esande moglie giacchero. Coro San Teodoro di Paoli Latino, Maria Chiara Piras, più forte, più bello l'applauso, come piace a noi. Grazie davvero. Allora, io vi congedo momentaneamente, però stiamo insieme tutto il pomeriggio, canteremo insieme tutti, fra poco, quindi sarà così. Ho una sorta di ritornino nel microfonino, aiutatemi perché sennò mi arriva qui, mi fa psh, capito? Non riesco più a dire nulla. Intanto vi congedo con un bel applauso, forte, 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 grazie davvero. Allora, tanti amici, tanti ospiti, questo progetto culturale che l'associazione Luna Lugente ha voluto mettere insieme per fare in modo che le più belle espressioni della musica popolare, del canto a tenore, che tra poco saluteremo, ve l'ho detto, ci sono alcune delle esperienze più significative, perché abbiamo scelto due centri diversi proprio per dare dimostrazione di come nella stessa intensità ci si possa esprimere con diverse forme e particolarità, perché questa è la bellezza del canto a tenore. Avremo anche la voce femminile di Laura Spano, insomma tanti ospiti, ma subito ho il piacere di mettere insieme due artisti che quando si incontrano riescono davvero a produrre bellezza nell'arte del suono. L'altra sera al Teatro Eliseo di Nuoro hanno strappato applausi a scena aperta, perché quando due solisti d'eccezione si incontrano riescono davvero a dialogare e a dare forza e forma a qualcosa di poetico che queste note di Sardegna che oggi stiamo disegnando riescono ad imprimere. E io li vorrei qua vicino a me: Peppino Bande, applauso, e Roberto Tangiano. Saremmo dovuti essere ospiti oggi proprio del Parco archeologico naturalistico di Santa Cristina Paoli Latino, ma le condizioni meteo non erano favorevoli a che tutto si potesse svolgere in quello scenario, ma l'appuntamento è solo rinviato e devo dire però che il calore che stiamo trovando qua dentro è meraviglioso, soprattutto quello che incontrerà la musica dei nostri due amici artisti, Peppino Bande e Roberto Tangiano.
Peppino Bande e Roberto Tangiano. Un altro applauso. Complimenti, complimenti. Signorina, o bella signorina come dice la canzone, io ti ho portato qua perché mi fa piacere adesso ingentilire, insomma, quel riquadro lì che ci trasferisce anche laddove gli amici di Sardegna Live possono seguirci. Ma non ti faccio cantare subito, ti faccio solo applaudire. Laura Spano, perché sei una delle protagoniste di questo pomeriggio e quindi mi faceva piacere adesso chiamarti dentro per salutarti e per farti salutare, insomma, Paoli Latino che ci ha accolto in più di un'occasione, quindi lo fai adesso e poi ho degli amici che hanno già scaldato le voci. E che amici, fra poco li presento anche a te. Sì, grazie veramente di cuore per avermi invitata questa sera, una serata di amici, ho visto tante persone che conosciamo benissimo, tante voci, tanta musica e buona festa a tutti di cuore. Ha tremato prima perché mi ha detto che cosa devo cantare stasera, perché noi andiamo un po' a umore, no? Dipende anche un po' dal contesto. Ha detto, ma oggi voglio ascoltare un brano di Mina. Ha tremato, ha detto, Mina, Paoli Latino in questo contesto, stai tranquilla, tu potresti permettertelo, ma resteremo dentro il nostro tracciato, va bene? Un applauso a Laura Spano, grazie davvero. A tra poco, è pochissimo. Ieri Ololai ha ospitato un evento molto bello, Pastores et Tenores, evento interamente dedicato alla cultura del pastoralismo, a questa espressione che ha tante declinazioni. Intanto c'è da dire che nel 2005, quando è stato riconosciuto patrimonio immateriale e culturale dell'umanità, il canto a tenore, la situazione in Sardegna cominciava a delinearsi in maniera un po' più definita. Quel riconoscimento lì è stato particolarmente importante per noi, intanto perché ci ha fatto guadagnare maggior rispetto, ma ci ha permesso anche di acquisire maggiore consapevolezza. Pensate che in quel momento, cioè nel 2005, non si aveva una visione d'insieme di quello che era un po' lo stato del canto a tenore in Sardegna, non c'era una mappatura, non si sapeva quanti fossero i gruppi organizzati di canti a tenore che militavano nel grande panorama della cultura e del canto popolare della Sardegna. E bisogna dire che questo riconoscimento ci ha fatto molto bene, ma a onor del vero bisogna tornare indietro anche di qualche tempo, poco a dir la verità, e ringraziare per esempio quelli che ci guardano da fuori, nello specifico Peter Gabriel e la sua etichetta, che già si era incuriosito e aveva prodotto dei lavori discografici col tenore di Bitti, consentendo al nostro canto così arcaico di cominciare a viaggiare nel mondo. Oggi la situazione è molto diversa. Ci sono dei censimenti, per esempio, che ci restituiscono un numero. Dovrebbero essere dai 3.500 a 3.600 i cantori attivi, cioè al di là di quelli organizzati nelle diverse formazioni, che nei 80-100 centri conteggiati hanno modo di esprimersi e di praticare questo canto, perlomeno nelle situazioni informali, nei contesti delle località che abitano. E poi ci sono quelli che nel frattempo stanno portando avanti a loro volta dei progetti culturali interessantissimi, facendo di questo canto un'arte e di quest'arte il nostro punto d'orgoglio. Voglio iniziare col primo dei gruppi ospiti che stasera sono qui, Scano Montiferro, Sas Bator Colonnas, quindi canto a concordu, e sono amici giovani, ma lo erano ancora di più quando hanno cominciato. Eccoli qua, facciamo loro un bellissimo applauso, perché oggi non ci siamo voluti risparmiare in termini proprio anche di qualità delle voci, di bellezza di un percorso che sia voi che chi verrà dopo di voi ha intrapreso, insomma, nel tempo. Antioco, ci siamo ripromessi che nello spaccato di questo pomeriggio avremmo dedicato il giusto spazio a voi
e agli amici di Rosei che tra poco arriveranno, perché è davvero quello che ho detto è importante. Intanto ho ritrovato un vecchio articolo del vostro esordio che ormai risale al 2002. Sono passati 10 anni? 20. Ah, 20 anni! Scusa, tu quanti anni hai? Fai il calcolo. No, quanti anni hai tu? 35, avevo 15 anni. 15 anni. E sapete come titolava allora un giornale che parlava di questi non bambini ma quasi, perché eravate appena entrati nell'età successiva, in quell'età giovanilissima dove si comincia ad appassionarsi a qualcosa, e guardate che cosa ha prodotto, e diceva così l'articolo: cresce nei giovani la voglia di antico. Tu te lo ricordi, te lo sei ritagliato? Ce l'ho io, Non me lo ricordo precisamente col titolo, però sono 20 anni comunque. Sono passati 20 anni. Allora, ovviamente quando si parla di canto a tenore, questa premessa serviva un po' a far capire di come si stia producendo tanto negli ultimi anni grazie a formazioni come la vostra. C'è da dire anche che ogni paese poi ha le sue specificità, quindi se entriamo nel discorso del vostro canto e poi vi facciamo cantare, che cosa possiamo dire di Scano Montiferro? Allora, intanto, come hai detto tu, la bellezza di questo canto è proprio la sua varietà, e quindi la possibilità di spostarsi di pochi chilometri e sentire un patrimonio canoro quasi del tutto differente dai paesi vicini. Quindi questa è la sua grande ricchezza. La sua grande ricchezza è anche la possibilità di apprendere questo canto semplicemente standoci vicino, standoci dentro, provando. E quello che a noi fa sempre piacere dire è che questa secondo me è una tradizione che non muore mai, perché grazie anche a momenti come questo, con insomma il grande avvento del digitale, la possibilità di comunicare molto facilmente certe cose, fa nascere veramente fra i giovani la voglia di antico, come hai detto tu. Quindi secondo me questa è proprio una tradizione che non morirà mai, ne sono convinto, ne siamo convinti. E parlando proprio di Scano, e poi vi facciamo cantare, secondo te quali sono le qualità che contraddistinguono il vostro specifico modulo di canto a tenore? Allora, intanto la grande particolarità di Scano, che oggi non sentiremo per ovvi motivi, è che anche i canti legati al sacro e soprattutto alla Settimana Santa vengono svolti in modalità gutturale, e questa è una cosa singolare in Sardegna. L'altra particolarità è quella di seguire il solista nelle parole con le voci gutturali. Questa può essere, diciamo, la particolarità più importante che connota proprio il patrimonio canoro di Scano. Allora facciamo una cosa, noi adesso vi facciamo cantare. Che percorso avete disegnato che poi ascolteremo con le vostre voci? Allora, cercheremo di farvi una carrellata di quelli che sono i brani della tradizione profana di Scano Montiferro, quindi riusciremo a darvi un estratto un po' di tutto quello che canteremo. Da Sudrazzu, su Balluganti, con Balludundu, Danza Muttos. E allora perché non fare un applauso a questi giovani di Scano? Sas Battor Colonnas. S'armada estin su volto de Messena, ispalgendes al velas asuento, es armada estin su volto. Ispalgendes al Sos Sparta
panos que el que de alena Troian dietanda e fundamento esos espartanos Troian Andromaca, Cassandra e Polisena Eccubagun sarsu alfidas quento e Andromaca, Cassandra Eccubagun sarsu prisionera de guerra parisite che coro de león en sas entrañas, che coro de león en sas entrañas, solo al olvido, solo al olvido, sol reggimento, marchan a Troia, marchan a Troia, decente morta a Troia la sazzetta della volare parisita Skento mezz'auro manos giocan de giocan de bandera giocan de bandera per il rendere troianos per il rendere cae il benzende la Grecia guerrera cae il benzende la Grecia guerrera tutto a sozzetto de los capitanos tutto a sozzetto de los capitanos Fagheneghe stenados morero campare parisite attenti alla mirare che sera di tempesta e con si spada si fraga in mezzo a luna con si spada si fraga in mezzo a luna si spada sera gioca tanto le chi va in tre chi va in tre
chi va in tres fase al bocche soldato manca tres stanno le resiste non le resiste la peruana no va in montagna deve parare pare se te la Tundu su ballo pel deo, stondo vaghi dell'andare, sasco, sitta al dego mare, sasco, sitta al dego mare, sopra dormeo, den 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 la den 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 cantenne la mura, cantenne la mura, che dengue che dengue nel mando al bacial del canno al bacial del canno balla la sacchetta d'ora balla la sacchetta d'ora Pezzina bella pezzina cantome sagrada sarome gamudada sorome dengue saviola dengue saviola Samora Samora Gadotte compagnia Gadotte compagnia benedetta Domia benedetta Domia Gadida Gosona dove sei tu eres la rosa mia tu eres la rosa mia no bada per l'ora ma no bada per l'ora godaghe nell'ora posto va in allegria Ebbi 2000 de suo padre ballende, su di e notte de garra segare, abito a bolo fa chi ad andare, con suo goldone in mano gli anni grande ma, con suo goldone in mano gli anni grande del vedo andante all'inna saro caniedda dai cadonde rotto una pisedda anche se in alto e coccolo perché ma il nominare impera poeto cavalieri fanfarrone chi che curre pro garra segare sono il cogaddo che la da adattare mirazza e su gaddo e so scalzo del mare mirazza e su gaddo e so scalzo del mamma mia sumore in copertura mamma mia sumore in su pendente abbiso meo cabbenni tu zente assicché le are sattera cafura ma assicché le are sattera cafura Itta è bella pizzina, chi te nessunamente gusa strizzal de oro. Itta è bella pizzina, bella chiatti e goro, noi invadi in continente ne manco in Sardegna.
In carrera e fontana, baddo il riflettore, schilugen che in carrera e fontana, s'apposto sos colores, pro comparre più bella in vita una giana. Grazie. Ma grazie a voi, assolutamente. Venite oltre i microfoni, anzi guarda, ve li sposto io così posso avervi vicini, anche perché Antioco, intanto faccio un applauso ad Antioco Milia, forte. E a te chiedo di presentare i nostri compagni di viaggio. Scusa, tu devi aiutarmi a presentare, perché mi dicevano, ma come parla bene quel ragazzo? L'ho detto, non deve parlare troppo bene che poi mi ruba il mestiere. Guai a te, dai, scherzo ovviamente, vai. Allora, questo è un onore, perché ne discutevamo praticamente 2 giorni fa con i ragazzi, ci siamo conosciuti tanto tempo fa, probabilmente quasi oltre 15 anni fa, in una serata ad Oniferi, era il 2005, ci siamo rivisti qualche volta e dopo forse 10 anni ci siamo rincontrati quest'anno, questa è la terza volta che ci vediamo a distanza di un mese praticamente in 3 piazze diverse, quindi con grandissima felicità da parte mia, da parte dei miei compagni di viaggio, il tenore Antonio Milia di Orosei che... giusto? No, aspetta. Questo si allarga veramente, cioè, io ve l'ho detto che io lo conosco da 20 anni, prima ma pure corretto i compagni di viaggio, 1, 2 e 3, questi sono i tuoi compagni, questi sono i miei compagni di viaggio, quelli me li presento io, ma guardate che roba, volevi fare il presentatore dell'evento. Dunque, allora, sulla questione 20 anni avevo ragione io. Ora hai ragione tu, siamo uno pari, quindi non c'è... Va bene. Quindi, chi devo annunciare? Loro. Ah, scusa! Ma scusa! Allora, ragazzi... questo qua, mi devi dire i nomi. Bellissima questa cosa. Dai, va benissimo. Allora, ti riprende che siamo pure in diretta, diranno a Paolinato deve aver già brindato in anticipo sul nuovo anno. Ma queste sono le cose belle, ragazzi. Allora, insomma, che Dio benedica la diretta. Ma scusate. Allora, Antonio Carboni, Mesuoghe, Stefano De Sogos, Contra, Francesco Fodde, Boghe, Giuliano Marungiu, grande. Terribile, però io vi scritturo quasi quasi e andiamo in giro a fare la tournée, guarda, perché... Dovevi essere più specifico, insomma, non avremmo fatto questo. Ancora un po' toglievo le giacche, gli curavo una carie, ma che ti devo dire? Era più di così. Comunque sei troppo forte, lo dico veramente, ma questo lo penso nella vita. Ci siamo visti da poco a Sedilo, poche settimane fa, e ho conosciuto il suo bambino che sta crescendo nel nome del babbo, è simpatico pure lui. Auguri per tutto, davvero, state in nostra compagnia. Grazie davvero. Roberto, vieni ad aiutarmi, vieni, perché... Hai capito che qua succede di tutto stasera, adesso li facciamo anche cantare, poi i di Liriana nel gran finale di questo incontro faranno ballare tutta la sala, perché non ha proprio senso che il palcoscenico sia concepito come una volta, cioè come chi fa lo spettacolo e chi
certo assiste, ne gode, ma a volte lo subisce pure. Lo spettacolo bello è quello interattivo, no? Dove si è insieme. Ma io penso che abbiamo un ospite adesso che vorrebbe, un ospite, è lui che ospita noi, però quando siamo in scena siamo noi un po' i padroni di casa. Anche perché abbiamo parlato di Santa Cristina, quindi del Pozzo Sacro, abbiamo parlato di questa comunità che si racconta attraverso le sue associazioni, e ovviamente c'è anche un comune che ci ha dato la possibilità di essere qua stasera. Io vorrei invitare a fianco a noi l'onorevole Domenico Gallus per un saluto e soprattutto per il benvenuto non solo a noi ma a tutte le persone che ci stanno guardando in diretta su Sardegna Live, anche perché quest'isola oltre il mare racconta la nostra Sardegna nel modo migliore possibile. Buonasera a lei, ben trovato. Un applauso forte al sindaco di Paolilatino. Siamo onorati davvero di questa sosta, intanto perché ci avvicina al Natale, intanto perché lascia alle spalle quel periodo brutto, insomma, che tutti abbiamo subito a vario titolo e che vogliamo lasciare nel dimenticatoio, e poi anche perché c'è un nuovo anno che bussa alle porte, quindi quale migliore occasione di ritrovarsi in questo clima di festa e promozione culturale e del territorio insieme. Sì, grazie Giuliano, grazie Roberto. Per me invece è un grande onore avervi qua a Paolilatino, però devo dire che più che un saluto di benvenuto è quasi un saluto, diciamo, di commiato, però abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere assieme. Io per niente al mondo mi sarei perso questa giornata bellissima di cultura, folk, tradizioni, quello che piace a noi, far vedere di che cosa è capace la Sardegna e i sardi. Però purtroppo un impegno per motivi di famiglia, insomma, non sono potuto essere prima di adesso qua, ma molto volentieri saluto tutti gli intervenuti e li saluto ovviamente come ha detto appunto Giuliano, è un momento di festa, quindi li saluto festeggiando con voi questa giornata che riavvicina, diciamo, tutti coloro i quali ci tengono a trascorrere giornate allegre, giornate di complicità, ma anche di condivisione, perché finalmente possiamo essere liberi da alcuni vincoli che erano più che altro vincoli imposti, quindi ancora più indesiderati. Oggi siete a Paolilatino e quindi ringrazio tutti i gruppi, tutti coloro i quali hanno partecipato e hanno dato lustro alla nostra comunità. Dovevamo fare il tutto a Santa Cristina, ma poi per motivi di natura, di tempo incerto soprattutto, si è venuti qua, abbiamo trovato una struttura nuova che diciamo che è una specie di compleanno e di inaugurazione ufficiale con uno spettacolo come questo. L'augurio più grande che si può fare è che quest'anno si concluda ancora meglio di come è iniziato, certamente, che l'anno prossimo per tutti i sardi, ma per tutti i paolesi, per tutti gli oristanesi, per tutti i nuoresi, insomma per tutti i sardi in toto e in tutto, sia un anno ricco di soddisfazione, sia un anno ricco di libertà che vuol dire anche essere liberi da malattie, soprattutto perché penso che sia l'augurio migliore per tutti, ma che sia anche libero di poterci manifestare come stiamo facendo per trovarci tutti insieme. Grazie Giuliano, grazie Roberto e grazie a tutti voi che avete partecipato in modo così entusiastico a questa manifestazione. Grazie davvero. Al sindaco l'onorevole Domenico Gallus. Noi adesso avremo anche una dedica da farle, anzi Roberto vorrei che la presentassi tu, perché c'è quel canto d'amore che è il più famoso anche al di fuori dei nostri confini, lo dedichiamo, come si chiama sua moglie? Antonella. Lo dedichiamo ad Antonella stasera, usciamo un po' dal ruolo istituzionale e con lei a tutte le donne. Antonella e anche qualche altra ragazza che io insomma non vorrei ma essere... stasera, cioè, io ho visto che là c'è un tavolino che accoglie con tante cose buone, però penso che abbiate gustato tutti, mi state mettendo in crisi stasera. No, io non ho gustato niente e assolutamente sono astemio, tra l'altro. Nel pieno delle nostre facoltà. Devo dire solo una cosa che ho dimenticato di dire, sì. Che mai mi sarei perso questa serata, anche perché per me incontrare Giuliano a Paolilatino, anche se noi ci troviamo più fuori che a Paolilatino, visto che abbiamo
dei posti di lavoro o presunto tale che frequentiamo assieme, è stato il motivo scatenante per cui proprio a mia moglie ho detto di accelerare più che poteva, perché tu mi avevi detto che ci poteva essere una chiusura un pochettino anticipata. Esatto. Invece sono qui ad abbracciarti, a ringraziarti, ma non dimentico, perché altrimenti qui non voglio fare figli e figliastri, ma da buon sindaco accetto anche la minoranza degli affetti, in questo caso che è una questione anagrafica, No, non l'opposizione, la minoranza degli affetti, perché in maggioranza devi scusare. E ci conosciamo da molto più tempo. Esatto. Di nuovo grazie a tutti e buon proseguimento e buon divertimento. E visto che la signora Gallus ha fatto accelerare, la canzone gliela dedico io a questo punto, a lei e a tutte le ragazze. Roby, vieni qua. Devo dire, stiamo trascorrendo un pomeriggio molto bello. Tra poco Giuseppe Licheri, che stamattina ci ha regalato una fotografia meravigliosa di Santa Cristina, tornerà e ci rivolgerà ancora una volta questo biglietto di invito. Ci fa piacere a questo punto salutare anche Massimo Muscas, perché anche con Giuseppe ha curato tutta l'organizzazione di questo evento e grazie a loro se è stato possibile. Quindi un saluto a Massimo che ci sta seguendo da casa con qualche linea di febbre purtroppo. Massimo, mi raccomando, perché questo evento lo vogliamo fare a Santa Cristina il più presto possibile. Tu hai il tuo amico Sodale col quale hai suonato prima, che adesso accompagnerà la nostra amica Sodale, che ancora non ha prodotto nulla. Presentali tu, io vado un attimo Tu non sei Sodale, vai. Però è bello questo termine, non l'avevo mai usato, Sodale. Deve essere quello di Scano che mi ha contagiato stasera. Io direi che rimani anche tu qua, dai, vai. Così io presento la canzone e tu presenti gli interpreti, anche perché stiamo parlando di quell'emozione che viaggia al di là di ogni nota, al di là di ogni musica, perché è stata interpretata da tanti e ha fatto davvero il giro del mondo. Quando si parla di Non poter riposare si parla di quella Sardegna capace di amare, di quell'emozione che arriva poi dritta al cuore di tutti. Quindi parliamo di Non poter posare, la interpreteranno i Sodali, Peppino Bande e Laura Spano. Applausi.
Sai, adesso sarà Sonos de Maia, perché l'ho promessa a una signora in sala e gliela devo dedicare. Se si dovessero spegnere le telecamere di Sardegna Live all'improvviso, noi saremmo comunque in diretta ovunque, perché questa tua canzone c'hanno tutti i telefonini accesi che ti riprendevano, chi faceva la foto, quindi vuol dire che ti vuole bene la gente, questo fa molto piacere. Laura Spano. Vedo amici che hanno già scaldato le voci, gli ho detto che ce ne concedevamo una noi adesso e poi li avremmo chiamati qua. Altro momento di bellezza di questo pomeriggio, questa canzone ha per titolo Sonos de Maia e io la voglio dedicare perché gliel'ho promessa e perché le voglio bene e perché è qui e le facciamo un bel applauso a Caterina. Questa canzone è per te, Sonos de Maia. Silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia. Era un ballo e un cerchio di stelle intorno a me. I suoni della terra sono casa mia, i sorrisi della gente, affetto e allegria, danze e colori, impronte d'amore nell'anima. Bimba, sarda e saziente, ballosa e scomente, tu che in anima, stessa armonia che tu, festa e Sardegna, sono de Maria, nostro amore, testa terra in compagnia. Questa terra in compagnia, i tuoi occhi di cristallo come il mare, riflettono la luna, sognano le onde, in ogni angolo sei paradiso, terra mia. Bimba, sarda e saziente, ballusa e scomente, tu che in tua anima, stessa armonia che tu, festa e Sardegna, sono te Maria, nostro amore, questa terra in compagnia. Questa terra in compagnia. Questa terra in compagnia. Questa terra in compagnia, Lima, sarda e saziente, ballusa e scomente, tu che in tua anima, stessa armonia che tu, festa e Sardegna, sono te Maria, nostro amore, questa terra in compagnia, Lima, sarda e saziente. Questa armonia che tu, festa e Sardegna, sono te Maria, nostro amore, questa terra in compagnia. Dopo ce ne facciamo qualcun'altra, anche perché io quella di Peppino che oggi voglio fare, perché un incontro così più che mai è a mano tenta, perché in queste occasioni ci si tiene veramente vicini e stretti
per andare insomma in questo sentiero che le tradizioni suggeriscono. Io chiedo a Pietro proprio di inquadrare in questo momento gli amici che sono venuti a trovarci stasera. Ho visto bei volti, ho visto belle attenzioni, quindi ci fa davvero piacere che Paoli Lattimo abbia risposto nonostante la nostra deviazione. Dovevamo essere altrove, ma il messaggio è arrivato comunque. Un applauso forte, fatevelo, questo è il vostro. Grazie davvero, grazie di cuore. E siamo pronti per invitare altri amici a raggiungerci. Loro arrivano da un centro meraviglioso che amiamo tanto. Ti tengo qua vicino perché voglio presentarli insieme a te. Orosei, ci siamo stati tante volte. C'è questo golfo, c'è il monte Tutta Vista che domina e abbraccia Orosei e il circondario. Parlavamo prima dell'importanza del canto a tenore e soprattutto delle peculiarità che lo contraddistinguono a seconda della storia che una comunità ha prodotto nell'arco del tempo. A Orosei, per esempio, convivono, grazie a chi ha saputo trasferire esperienza, il modulo di canto a concordu e a tenore, quindi c'è un repertorio sacro che viene valorizzato e vivo, e c'è quello profano che lo affianca, che è altrettanto bello, ed è un repertorio che vive della luce dei versi di poeti della tradizione locale e di altri che hanno messo a disposizione il loro linguaggio poetico perché potesse essere cantato con le voci che stasera abbiamo qua e che quindi accogliamo con un bel applauso. Il tenore di Orosei, Antonio Milia, eccoli qua. Una formazione che mette insieme l'esperienza di Tore, che è uno dei veterani di questa espressione. Lui ha conosciuto i grandi di sempre, da loro ha attinto veramente sicuramente anche l'ispirazione, l'insegnamento, perché mi dicevi in più di un'occasione, dai grandi si può solo imparare. E poi noi a nostra volta di quell'esperienza cerchiamo di trasferirla a chi arriva dopo di noi, e in questo caso ai giovani, a partire da tuo figlio, dagli altri ragazzi che stasera sono con te. Una formazione molto amata e molto apprezzata, come tutte quelle di Orosei, perché davvero in questa comunità avete un grande rispetto di ciò che la tradizione vi ha trasferito e vi ha messo a disposizione. Prima noi abbiamo fatto una domanda anche agli amici di Scano, che cosa contraddistingueva, no? Quali erano le peculiarità un po' del canto, in quel caso del Montiferru, ecco, della baronia, della vostra area di appartenenza e di Orosei in particolare, che cosa possiamo dire? Innanzitutto Orosei invece di un tenore con suoni nonsense è un tenore parlato, cioè ne usiamo spesso il le, umba amba, il le e anvalli, che letteralmente tradotto vuol dire Dio della terra emersa. Qualcuno ha detto che i versi dei sardi hanno versi nonsense. Il ballo tortorino vuol dire Dio proteggi i giovani che ci affacciano alla vita. E niente, un pastore è un tenore non di pastori ma di agricoltori, perché Orosei è un paese prevalentemente agricolo, era, adesso abbiamo un po' di benessere, turismo e cave eccetera eccetera. E niente, è 47 anni che canto. Adesso c'ho questi bambini, quelli di Scano li ho conosciuti che erano ancora bambini, adesso mi possono anche picchiare, sono cresciuti. E niente, faremo ascoltare alcuni brani e i balli soprattutto. Che cosa ascoltiamo? In successione abbiamo già un filo che seguirete. Su ballo brinco, tortorino, Zudillu e balle Tres Passos. E allora li ascoltiamo subito. Tra l'altro abbiamo citato l'ultima volta che ci siamo incontrati le pagine di Canne al Vento della Deledda, ambientate proprio nel santuario del Rimedio di Orosei, dove a un certo punto si parla di queste feste che duravano tanti giorni proprio per onorare quella festa di settembre che ancora oggi si rinnova a Orosei, dove proprio il suono e le voci del canto accompagnavano queste danze senza fine, proprio come accade stasera. Un applauso agli amici di Orosei.
las partes de su mundo a una, girando hacia oriente a Portugal. Da Olanda si la fortuna, un beso canarino orfa che in ballo las partes de su mundo a una, girando hacia oriente a Portugal, da Olanda si la fortuna, un beso canarino fa che in ballo si gira canto gira sole e luna, con panza non vende, tra che navalle, posta che resimo, de cristallo, imbarcones de oro, pero ya no vedo un da poderoso de tutte mani, fresca gordita del Samata, mezzo rosa de cosa non si agatta, fresca entre saúl, se virginella, eteros encarnada, sempre bella, che pare tono mai, io vi ho detto, eteros encarnada, capovedo e sparta il solento, la tua manzano, vedo un da poderoso, via orer de campana per gusto, via orer de campana per gusto, che bonnata in narciso, sa che cante oro, se non si rosa, se non pette in mente, riccato visto, o a guardare in bellezza entrato e subito retrattato che accostarsi, che modo de cantare del vegliano, vedo un da poderoso tutta in mano. Viste che non sento il ritorno, del canone. Okay. Abba. Torturino. Venti che due mare lenu venite a mallentare sulla mancare si arbono messadore
on semana tanda come suenoa. Y mayo tiramolino, primor de lampadas, primor de lampadas, primor de lampadas, primor de lampadas, va a canar el hata que el hamburgueso pasó, que el hamburgueso pasó, que el hamburgueso pasó, sopra de precatore, precate sobaran, precate sobaran, precate sobaran, Muzzor daline de pino, hapo vida che nata, e hapo vida che nata, e sopra de precato, che lei spreca saparau, che lei spreca saparau, che lei spreca saparau, che lei spreca saparau, in sas pennardera, in sas pennardera, in sas pennardera, pino, e mai io te ramore, e ha primor de lampa, e ha primor de lampa, e la va a canare la taquera, morgue sul pastore, sopra de precato, sopra de precato, che lei spreca saparau, che lei spreca saparau, che lei spreca saparau, che lei spreca saparau, in sas pennardera, in sas pennardera, in sas pennardera, peno, e mai io te ramole. Uffo cazzo. That's it, shot boy. O tempo senza affannoso e vastizor, de canto bello vescovo mi tempo senza affannoso e vastizos, como que es passato te deciso. Dillo rodoie, dillo rodoie, dillo rodoie, a mi eserella ti e potoie, dillo zona mia ti va poco noto che ti yuki anche lì che mano ha messo di essere e manzano uno carigno e non deve essere molto dillo rodoie Subilo Brondoni e Duocano in bocca varfiera gai tutto de battagliare e andar vinta botto in muretina sei su pantano dillo rodoie
canta in Santa Maria, il suo barone viene singollai, chi ti ballai, dai allegria, dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie, e come cudo sei Roma che manna, cosa che non m'ha di fatto mai, ti sei sendreno, che tempo che anna, dillo, 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 rodoie, 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 dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie, a mia Cirilla, tie botoie, dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie, dillo, 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 rodoie. Bella che a Maria Caterina non bindati in sosarto de novoro io che sospiro suane da tordoro e salaras che me la ranzina coro mi vayona io e asa tanca binnem do se teren koya Davvero complimenti, ancora un applauso grande per gli amici di Rosei, del tenore Antoni Milia. Francesco, questa volta faccio fare a te le presentazioni, non farmi le storie di Antioco, perché so che siete pure amici, quindi non vorrei che sai, quella transfert a volte. Quindi adesso intanto presento te, quindi Francesco Mula, un applauso forte e tu fai il resto. Quindi gli amici di allora Alessandro Contu il basso, Tore Mula Zavocche,
Ivan Sannaisa Contra. E Francesco, ovviamente ti ho già presentato, grazie davvero per questa presenza e per il piacere di ritrovarvi. Grazie di cuore agli amici di Orosei. Allora, ci stiamo avviando verso il gran finale di questa serata, e come lo affrontiamo? Lo affrontiamo con i di Liriana, che ci presenteranno ovviamente la loro capacità di intrattenere, di divertire, di fare tradizione ma in una maniera nuova, quella che coinvolge e avvolge nello stesso tempo. E come possiamo prepararci a questo finale se non con un altro gran sottofinale? Con gli amici che ci hanno aiutato ad aprire il nostro incontro, che qui abitano e che da qui poi volteggiano verso altri incontri per portare il sentimento delle danze di Paoli Latino, cioè gli amici della Proloco, col gruppo folk che fa capo alla Proloco di Paoli Latino. Alessandro è già pronto ed è lì per dettare i ritmi che accompagneranno e sottolineeranno appunto la danza che loro hanno in serbo per noi. Ve l'ho detto nella prima parte, dal 1969 hanno oltrepassato il mezzo secolo, anche se vedete tanti volti giovani, perché questo è il viaggio, no, delle tradizioni, passarsi l'esperienza e continuare a viverla e a rappresentarla. Osvaldo, dove sei? Non c'è? Me l'avete... guarda, perché ho detto che eravate più di 50 anni, quello mi dice che io sono quello che 50 anni fa c'era, e lui c'era 50 anni fa. Osvaldo, vieni qua, vieni. Facciamo un bel applauso forte. Io mi sono girato e ho detto ci sarà, tu hai capito che avrei fatto un po' di indagine anagrafica e hai detto meglio di no. No, volevo intanto salutarti, hai il piacere di salutare a tua volta? Ci mancherebbe, altro che. Grazie a tutti, grazie a Sardegna Live per queste riprese che ci sta mettendo in vista in tutta la Sardegna e oltre. Grazie a Roberto, a Giuliano in modo particolare, un caro amico da sempre, da quando ci conosciamo però. Quindi grazie a voi che avete optato questa manifestazione che praticamente mette in risalto il nostro comune, la nostra località. Soprattutto stamattina c'era un convegno bellissimo su Santa Cristina, sul Pozzo Sacri, su tutte le varie, come si può dire, le varie entità che ci sono nel nostro territorio, Nuraghi, Domus dei Janes, eccetera. Quindi stamattina è veramente bello. Stasera ancora meglio perché ci stiamo divertendo con le varie espressioni, il coro, i tenores, il gruppo di ballo e poi logicamente con i di Liriana. Dopo Laura Spano, una carissima amica che ci ha deliziato, penso che canti ancora comunque, ci mancherebbe. Grazie a tutti comunque, dalla Proloco e... Grazie Giuliano. Grazie Osvaldo. Un altro che mi vuole rubare il mestiere, stasera sono in casa veramente, pericolosissimo. Che ballo proponete? Abbiamo preparato Zandanza a Dua Damas, quindi per quello sono in 3. Perfetto, allora ci lasciamo alla visione e all'ascolto della musica di Alessandro. Gruppo folk Proloco, Paoli Latino.
Grazie davvero agli amici di Paoli Latino. Io vorrei chiamare in causa Giuseppe Licheri, se mi raggiunge, perché stamattina, ne faceva prima riferimento anche Osvaldo, c'è stato un convegno su questa area, questo parco archeologico naturalistico di Santa Cristina. Abbiamo avuto modo di dibattere non sull'argomento, perché davvero sembra quasi riduttivo dire così. Abbiamo fatto un po' un viaggio nella bellezza del vostro territorio attraverso le tue parole e la cooperativa che rappresenti. Quindi abbiamo salutato prima Massimo, tutti i soci, ovviamente i dipendenti, coloro che insomma abitano e lavorano per valorizzare questa parte di Paoli Latino. Tra l'altro permettimi di aprire una parentesi, io vado a memoria, la maschera tradizionale, il gruppo è Corraios, e li voglio salutare con un bell'applauso. Così come voglio abbracciare forte gli amici del gruppo folk wheelchair Real di Paoli Latino, che è l'altra formazione. Applauso fortissimo. E ovviamente il gruppo Proloco, che alle mie spalle lo abbiamo appena salutato, così come il coro San Teodoro di Paoli Latino, insomma, che oggi ci ha deliziato. Mi piacerebbe che tu ci regalassi un biglietto da visita, un invito a venire, così come hai fatto stamattina, proprio in sintesi, perché io, non è il mio caso, perché io conosco Santa Cristina proprio traccia per traccia, però se non ci fossi mai stato, come mi invoglieresti a venire? Beh, Santa Cristina diciamo che è uno dei luoghi più rappresentativi della civiltà nuragica in Sardegna. Noi abbiamo un territorio, ne abbiamo parlato anche stamattina, che parla la lingua nuragica ovunque nell'isola, no? Il territorio di Paoli Latino conta 90 nuraghi su 100 km quadrati, sono quasi la media di 1 a chilometro. Allora, il pozzo di Santa Cristina tra queste emergenze eccelle perché non solo è un capolavoro di architettura, ma ha anche dei segni di una conoscenza, di un livello intellettuale e culturale raggiunto dal popolo nuragico che ci lega in maniera chiara e leggibilissima all'astronomia, perché stamane abbiamo proiettato un breve video, no, che racconta degli equinozi che contraddistinguono dunque marzo e settembre, che tutti gli anni ancora ci regalano un evento che è un allineamento appunto dei raggi solari alla rampa, alla scala d'accesso, che arrivano dunque ad illuminare il fondo del pozzo, proiettando il famoso capovolto, che è un'iconografia che conosciamo molto bene, che è vecchia del Neolitico addirittura. E dunque ecco, il bonus del pozzo di Santa Cristina è proprio questo: oltre che la sua posizione strategica, la sua centralità, la facilità anche di visitarlo, sorge accanto ad un'arteria che è la 131, che è stata una via di comunicazione anche per il popolo nuragico, quindi un centro di attrazione, un centro in cui i nuragici hanno condiviso non solo lo spazio e non solo il rito, ma probabilmente anche la festa, no? E la festa chiaramente affiancava il rito in occasione forse proprio degli equinozi, quindi vi invito a visitarlo. Il racconto ovviamente ha tutto un altro sapore vissuto in loco. Noi avremmo voluto quel palcoscenico per l'evento di oggi, non è stato possibile, ma insomma in futuro proveremo nuovamente a farlo lì, ecco. Grazie a tutti. Magari approfitteremo della bella stagione, non aspetteremo dicembre. Davvero fatelo, questo fatto che proprio la 131 attraversi l'isola e che a 300 metri, cioè fai proprio una deviazione, vale una sosta anche se ci siete già stati, perché la bellezza di questi luoghi della nostra terra è che non smetti mai di scoprirli, perché ci ritorni e vedi cose che ti erano sfuggite e altre che impari ad apprezzare, quindi davvero ci fa davvero piacere essere stati in vostra compagnia oggi, grazie davvero. Allora, a Manutenta ce la regaleremo come sigla finale, ma io adesso vi devo chiedere una cosa, perché con l'Idilliriana si balla e chi meglio di voi ci può aiutare ad iniziare questi balli, a coinvolgere anche chi è venuto a far festa con noi. Roberto, ti vorrei vicino perché così, oltre che
porgerti al servizio di questa formazione, così come accade spesso. Vorrei salutare in questo momento chi è venuto a trovarci, a chi ci ha seguito da casa, a tutti quelli che ci hanno dato la possibilità di questo incontro, perché vorrei che i Deliriana ci accompagnassero proprio nel gran finale, senza più interruzioni. Quindi grazie a chi questa Sardegna l'ha raccontata attraverso quelle emozioni di cui parlavamo prima, grazie a chi ci ha ospitato in questo comune che produce cultura e lo fa in tutti i giorni, grazie a te Giuliano Marongio per aver condotto questa giornata nel migliore dei modi. E poi grazie davvero alla a tutte le Regione Autonoma persone. della Sardegna, Assessorato Regionale del Turismo, lo abbiamo detto, il Comune di Paulilatino, la Società Cooperativa Archeotour di Paulilatino, gli amici di Ololai che sono venuti oggi per stare in nostra compagnia e darci una mano, così come tutte le persone di Paulilatino che non ci hanno fatto mancare la loro ospitalità, anche in questa occasione. Grazie. Sai cosa devi fare tu adesso? Piribiribi. Cosa? Lo so, imparerò. Piribiribi. Devi suonare le launeddas, però facciamo una cosa. Allora, se mi aprite il gioco, io li voglio presentare adesso i nostri compagni di viaggio, perché seguite. Tu cosa, vieni qui tu, cosa ci facevi in giro per la sala e anziché essere al tuo posto per cantare? Incredibile, incredibile. Gianluca Fadda, un applauso forte, sarà la voce, come sempre. Apriamoci un attimo perché io qua dietro, semi nascosto si fa per dire, perché adesso poi ci apriremo e lo vedrete in tutta la sua forza, vorrei salutare Giovanni De Melas. Alle mie spalle. Mi fa disperare sempre, io ve lo devo dire, perché lui zitto, però ogni tanto, guardate, mi fa andare sui nervi, sto scherzando. Secondo me, lo dico proprio col cuore, stasera abbiamo alcuni dei musicisti più bravi e più apprezzati della Sardegna. Abbiamo salutato prima Peppino Bande, abbiamo applaudito Alessandro Oppo, ma senza nulla togliere agli altri, Silvano Fadda è davvero uno dei più amati e apprezzati di tutta la Sardegna, quindi davvero sono contento. Batti il 5. Io mi diverto con loro, io prima o poi, non lo so, fra 20 anni faremo una tournée insieme in Australia, perché voglio andare in Australia con loro, guardate dove voglio andare. Allora, e ovviamente dei Deliriana fa parte anche il nostro Roberto Tangiano. Apriamoci alle danze, cominciamo con voi e poi libereremo lo spazio e balleremo in questo salone che ci accoglie. Grazie di tutto, arrivederci alla prossima emozione.
miriana, doro doro miriana, se ne soli con la penne, se ne soli con la penne, canto brutti sto mirenne, più mi pare galana, più mi pare galana, doro doro miriana, doro doro miriana, sende in soli con la penne, sende in soli con la penne, doro doro miriana, sende in soli con la penne, sende in soli con la penne. Canto più ti sto mirando, più mi pare galana, più mi pare galana. Miso ballerino e miso ballerino, lì zero in su ballare, lì zero in su ballare. Miso ballerino, lì zero in su ballare, lì zero in su ballare. Cantar da Masafurino non te stava che tirare, non te stava che tirare. Ma io canta sarana, ne froni da pronischenda, ne froni da pronischenda. A chi è male faida, punto s'amorolidana, punto s'amorolidana. A chi è male faida, a chi è male faida, punto s'amorolidana.